ripensare a un mondo agricolo che sia più in linea con quelle che sono le esigenze o le caratteristiche dell'ambiente in cui il mondo agricolo lavora, per me è fondamentale. E quindi quando sono andato ad approfondire il tema dell'agroforestazione, quell'idea, quella lampadina che si accende, dire bene, questa potrebbe essere una delle possibili soluzioni. Sicuramente non è la soluzione, ma una possibile strada che possiamo intraprendere per migliorare il nostro rapporto con l'ambiente. Il gruppo operativo nasce dal momento in cui il mondo dell'imprenditoria agricola, il mondo della ricerca e il mondo dell'assistenza, quindi i professionisti, si trovano intorno a un tavolo e cercano di sondare soluzioni alternative e ovviamente anche innovative su alcuni problemi. Da una parte il declino della bioapicoltura, quindi della produzione di biopo in Italia, e il secondo filone era la perdita di sostanza organica dei suoli, quindi i suoli che sono stati molto utilizzati soprattutto nell'ultimo secolo e quindi sono andati ad abbassare la percentuale di carbonio all'interno del terreno stesso. Il legante, diciamo, fra queste due tematiche che sembrano così lontane fra di loro diventa il biochar prodotto dalle lavorazioni che si hanno nei pioppetti, soprattutto nei pioppetti agroforestali. Il biochar invece poi ci diventa il prodotto che viene trasformato attraverso quello che poi vedete alle mie spalle, che è questo forno prototipale, e che va a trasformare i residui in una sostanza organica stabile nel tempo, che quindi va a aumentare e migliorare le caratteristiche chimico-fisiche del terreno. A oggi questo prototipo funziona con un carico-scarico del materiale e tutto il calore che viene prodotto durante la carbonizzazione viene rilasciato in ambiente. Potrebbe essere utile, ad esempio, prendere quel calore, utilizzare qualche vettore di trasferimento per ulteriori lavorazioni, come può essere l'essiccazione del materiale in entrata o l'essiccazione di altro materiale che le aziende agricole producono. Un esempio fra tutti, le noci. L'imprenditore agricolo è anche il custode di un territorio e questo custode deve avere tutti gli strumenti per poter migliorare il territorio in cui vive, l'ambiente in cui vive, e quindi l'innovazione serve anche a quello. DSR Veneto sicuramente è stata la genesi del gruppo operativo, senza quello non avremmo potuto esistere come idea. Noi speriamo che si mantenga sempre di più questo aspetto di andare a coniugare il mondo della ricerca con il mondo della ruralità nel senso più ampio del termine.